La vivo ora. Dai, dai, tempo. Ok, spettatori, siamo in live su FIFA 17. Foot Champions. Bella, va bene, buonanotte pizzaiolo. Io sono qua su... Aspetta, come si fa? No, aspetta. Foot Depis. No, perché qua, mannaia puttana. Draft line. Sì, vabbè. Aspetta, mi ricordo come si fa. No, foot draft line forse. Ancora. Eccolo qua. Nuova partita. Ah, raga, quasi il mio draft su FIFA. Tutto qui. Mi siete un po' un... Un te minuti è già. Qualità era 7,50. Vediamo. Buona. 720. Mettetela. Sono spettatore, sei live, scrivi. Se vuoi trovare la persona, raga, gigante. Buonanotte pizzaiolo, buonanotte Matti. Matti, lasciami un like. Dai, togliamo sto cazzo di cross, dai.
Oh. Ho abbandonato di in culo. Raga, aspettate, vabbè, questo è un top. Ci siamo, possiamo cominciare. Ci sono metri a disposizione. Oh, Ecco lo fallo schieramento dei padroni questo. di casa. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con Dai, giudizio, senza scoprirsi troppo. È comunque un modulo che può essere variato facilmente in corso d'opera. C'è spazio no, davanti a no, sé. segnare, non segnare, no. Campagna! E il pallone finisce in gol! Al primo tiro, alla prima occasione hanno trovato il gol. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance Dai, che gli è capitata, raga. bravo. Grande chiusura difensiva. Si avvicina all'area. Palla in area. Il recupero sul pallone. Cosa? Ha spazio per tirare. Madonna. Tiro completamente fuori misura questo. Pereira. Pereira in culo. Buon. C'è spazio davanti. No, Campagna. bello, no. Prova. E c'è il gol. Palla in rete. Raga, 2-0, Grande super coraggio per l'attaccante, si è gettato sulla respinta del portiere. Assolutamente da rivedere il piazzamento del portiere. Guarda che ruba anche le Fatto palle. sorprendere in maniera clamorosa. E per l'attaccante è stato proprio un gioco da ragazzi spedire la palla in gol. Perde palla. Ecco il tiro. Portiere che si allunga Buono. e sventa la minaccia. Deviazione, calcio d'angolo. Angolo, bello. Volevi. No, merda, non fallo segnare. Beh. Si ripartirà con una rimessa laterale. No, dai, non puoi, Nacho. non puoi. Nacho in culo. No. Campagna. Campagna in culo. Ha un'autostrada a disposizione. Roger. Rete, splendida rete. Vabbè. Ci sta. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Guadagna metri. Salta il difensore. Gran tiro. Buona la parata in Ergoe, dai, abito Ergoe. Dai. Palla riconsegnata agli avversari. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Occhio al cross. Sicuro, Guarda! l'intervento del portiere che blocca il Cazzo di abito di merda. Guadagna metri verso l'area. Dai, fallo Fallo bello. sciocco che concede una punizione davvero invitante. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno, evidente. Barriera che sta avanzando, non è forse a distanza regolamentare. Pronti per il calcio d'angolo. Posizione questa giudicata Poi irregolare gioca. dall'assistente dell'arbitro.
Le immagini qui confermano la prima impressione che avevamo avuto in diretta, era offside, l'attaccante si era liberato bene ma da lì avrebbe comunque potuto combinare ben poco. Nacho National Cuore. ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Occhio di testa, tiro largo, fuori per sé. Occhio, cerca l'area di rigore. Ha avuto forse troppa fretta ed è Aspetta, finito vediamo, in visto fuorigioco. una cosa. Beck. Perde palla. Dai, non può farmelo questo. Occhio al suo movimento. Con questa palla punta alla porta. Ecco il tiro. Respinge il primo tiro. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Conquistano un buon pallone a centrocampo. Campagna. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Attenzione, occasione. E il pallone 8 a finisce 0. in gol. Ma che cazzo. Palla che rimane bassa. Trova Raga, l'angolo perché non giusto. si vede? Trova la zona giusta e arriva il gol. E c'è dunque il gol del capitano. Più che meritato, Pierluigi. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Campagna. Ci sono metri a disposizione. Occhio al contropiede. Parte il tiro. E c'è il 5. gol. Palla in rete. Grande ripartenza, grande corsa, 30 Non so se sto male. metri, non lascia scampo. Woodrow. C'è spazio per andare. Salta l'uomo. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Fallo, questo è arbitro. Manovra interrotta dagli avversari. Apre il gioco. Può girare il pallone. Prova a No, sorprenderlo. palo. Pallone Bene. che trova il palo. Palla ancora buona. Intercettano bene il pallone. Cerca la rete. Può colpire da lì. Una parata incredibile. Ma sono Sistema il pallone per incredibile. calciare il corner. Prova la botta. Poteva Voglio quittare. Basta, troppo forte. sfruttare meglio questo corner.
Fatto spettatore bene. Bella squadra che ha questo. Partiti. Sventa qui la minaccia. Ecco la formazione della squadra di casa. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in ogni zona del campo. È andato sul sicuro, Pier. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Il portiere con sicurezza. Palla vagante adesso. Attenzione al tiro. Una grandissima parata. Questo sta laggando, insomma io. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Manca, raga, questo.
Flagrante di brutto. Guadagna metri. Palla verso il compagno. Occasione. Marco Mattias. Colpisce di testa. Conclusione da cancellare. Ferma ma non controlla. Si avvicina all'area. Parte il cross. Occhio, gran tiro. E nel rete. Manovra perfetta, gioco di squadra, cross, nulla da fare per il portiere. Ecco il replay dell'azione che li ha portati al gol. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Esce subito questo intervento falloso. L'arbitro forse dovrebbe controllare la distanza della barriera. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Si continua. C'è il vantaggio. Occhio al suo movimento. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Buona la... Flaggato. Vuole quittare. Ah, ragazzi, ha messo un po' sto coglione. Chiusura. Può girarla. Prova a far partire il tiro. Attenzione, ecco il gol. Il rasoterra che finisce in rete, il portiere non ci arriva. Difensore che ha sfruttato al meglio questa sortita, trovando il gol. Segnare non è certo il suo mestiere, ma ha dimostrato di saperci fare all'occorrenza. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Lo ferma ma non controlla. No, Si fanno vedere i compagni. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Ottima chiusura difensiva. Difende bene il pallone. Raga, stavo Sono metri partendo. a L'ho fatto disposizione. bene. Attenzione al cross. Attenzione, occasione. Attenzione, rete. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della difesa. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. Molto bella la conclusione. Sì, Pier, hanno sfruttato l'occasione. Flaggiamo, sa cosa di L'arbitro non me. ha visto il fallo in questa Si circostanza. lascia correre. Occhio, cerca l'area di rigore. No. Vabbè, fuori abbiamo. Sarà fallo laterale. Vedete angolo. Dai. Distanza? Rimessa battuta male. Pallone regalato agli avversari. Vabbè, si mette davanti, porca puttana.
No, C'è spazio per andare. E il portiere recupera il pallone. sta connessione sta merda. Cos'è una connessione di merda? Guarda, raga. Palla nuovamente in possesso. Ah, sta già... Che cazzo... Contrasto riuscito, palla che rotola via. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Certo, non ho C'è visto. spazio davanti a sé. Attenzione al È tiro. un gol, vabbè, Ed è raga. rete. Ti spero sei là, Il lo pallone scrivi. basso, l'ha spedito in fondo alla rete. Nulla da fare per il portiere. Ha trovato la porta con grande precisione, con un olè. gol formidabile. È solo un grande No, giocatore con merda. una tecnica, grande abilità di tiro come la sua. Poteva C'è la gamba, permettersi forse questa lui. giocata. È lui. Sta laggando lui, raga. Non sono io. Questa è una connessione di merda. Vabbè. Oh, ma sa te. Punta l'area. A metri a disposizione. Ecco il tiro. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. È il pallone giusto per riaprire la sfida. Palo, attenzione, però è ancora buona. C'è il traversone. Cross che viene intercettato dal difensore. Palla spazzata via, sarà corner. Occhio al traversone. Ottimo intervento del difensore. Hanno spezzato bene la trama qui. Occasione d'oro. Angolo. Occhio all'intervento del direttore di gara. E poi? Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. L'arbitro forse dovrebbe controllare la distanza dalla barriera, che mi sembra vicina onestamente. Marco Mattias. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Passaggio intercettato. C'è la prateria per andare. No, è fuori gioco, prova, fuori gioco. ed entra in rete. Gol! Un gol che probabilmente avrei segnato anch'io, no? Io forse no, Stefano, anche se la porta era completamente vuota. Se sbagliava questo, Pier. Arbitro che ferma. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Occhio, cerca l'area di rigore. Accancia del gol del No. pari. Ed è gol! Che pari. Rete! Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Hanno realizzato la rete del pareggio, adesso staremo a vedere. Cambierà l'atteggiamento tattico delle due formazioni. Sapeva dove era il portiere e doveva trovare la precisione più che la potenza. L'ha fatto. Larga, larga questo. Ci prova di testa. E Questo possono larga. ripartire. Dai. L'arbitro fa cenno di proseguire, c'è qualche dubbio. Beh, da rivedere.
La life qua bella tutti. Si è- Prova a far partire il tiro. Bello, Pallone bene. Sto giocando troppo male questo. sul palo. Sì, c'è un gioco buono. Vabbè. Bello, bello. Ecco. Io adesso sono l'angriga. Si comincia. No, sono un angriga. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match. Occhio alla botta. Ed è rete. Al primo pazzo, tiro, alla sono prima pazzo. occasione hanno trovato il gol. Ha valutato la posizione del Ah, B, portiere e ha perfetto. consegnato piazzando il pallone sul lato destro della porta avversaria. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. E c'è la conclusione. Si dispera, giustamente, poteva essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno Allora. altre. Sperarsi è inutile, Pier. No, maledetto.
Vabbè, sta andando anche lui. Collins, pallone che finisce alto di un Bello. soffio sulla traversa. Palla vagante adesso. Tocco intelligente. Occhio alla ripartenza. Ecco il tiro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Palla che finisce in corner. Woodrow. No. No, ho sbagliato, ho sbagliato. E il pallone se ne va via. Può scambiare con il compagno. Senza problemi qui per la difesa. La mette in area. Ottimo intervento del difensore. Arbitro Ah, è sceglie la strada del fallo. cartellino già dopo pochi minuti. Insomma, la sensazione di una gara molto spigolosa. Viene ammonito e va subito dunque nella lista dei cattivi. Deve stare molto attento. Il prossimo giro è rosso. Ah. Però Collins prova ad Beh. aprire la scatola difensiva avversaria. Parte il cross con i pugni, Bella. allontana. no. Non puoi Buon farlo. recupero del pallone, possono ripartire. Bastardo di madre, non chiama munizione. Occhio al suo movimento. C'è il recupero del pallone. Palla vagante adesso. Prova ad aprire verso il compagno. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Vai. Te del cazzo. Occhio, cerca l'area di rigore. No. Trova il compagno. Questo no, questo Ha il no. pallone del pareggio. Ottimo l'intervento del portiere. Vabbè. Si ripartirà con il corner. Ah, pure. E arriva il cartellino giallo. Giallo. No. Aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Tocco orizzontale. Palla intercettata bene in posizione interessante. Azione interrotta. Si avvicina all'area. Di testa colpisce il pallone. No. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Schulz. Mi spiego se è live, scrivi. C'è spazio davanti. Gran tiro. Bella. C'è uno Palla entra che e uno finisce in esce. angolo. Traversone in area. Collins. Intercettano bene il pallone. Ci sono metri a disposizione. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone.
mette in mezzo. Bene. Palla che finisce in corner. No. Può contare sull'aiuto dei compagni. Palla che filtra benissimo. Non c'era nessuno qui. Si riparte con una rimessa dal fondo. Che cazzo. McCarthy. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Guadagna metri. Lo ferma ma non controlla. Buono l'appoggio. Ottimo passaggio. Non può sbagliare da lì. No, ho sbagliato invece. Bravo qui. Si gioca ancora per 240 secondi. C'è spazio per No, andare. non segnare. Occhio alla ripartenza. Occhio al tiro. Gol solo No, questo è sfiorato da scarso, parte ragazzi, dell'attaccante, scarso forte. lanciato da solo in contropiede. Palla che è uscita di poco. Buona comunque la sua iniziativa. Buon possesso palla, caccia di spazi. Prova il cross. Il portiere No. di pugno allontana. E il pallone se ne va via. Ho vinto il primo Si tempo. chiudono così i primi 40. Oh, 52. Raga, un attimo. CC, metto con... Ok, questo metto con... Questo cambio è anche un modo per evitargli il secondo cartellino, scelta saggia direi. Infatti. Forse lui l'ha beccato. Punta l'area. Buono il cross. Cross No. impreciso. McCarthy. McCarthy. No. McCarthy. Ha un'autostrada a disposizione. Volevi toccarmi la palla, vero? Cazzo. Occhio, cerca l'area di rigore. Potrebbe essere il gol del pareggio. No, Una questo non è grandissima pareggio. parata questa. Allora, Sarà se lo corner. fa così, no. Cerca la rete. Parata No, straordinaria, come un gol. Palla in area. Bella. Ah certo Pierluigi, un'ottima prestazione del portiere. Perde palla. Occhio al suo movimento. Palla riconsegnata agli avversari. Ok. No. È riuscito a interrompere la trama con un Woodrow. No. Portiere che blocca senza problemi. Arriva l'intervento dell'arbitro. Rosso, sanno, giallo, È arrivato il verde. cartellino giallo per lui. Vabbè, Sensazione buono, che se lo giallo. aspettasse Pier. Ci sono metri a disposizione. Buono il recupero, possono ricominciare. Bello, sapatto in forza. C'è spazio davanti a sé. È rigore questo arbitro. Intervento a liberare, ci sarà il tiro dalla bandierina. Può metterla da lì. E il pallone L'ho messa finisce nel in culo gol. invece. Domani tutti i giornali loderanno l'intuizione dell'allenatore, cambio veramente azzeccato. Hanno sfruttato nel migliore dei modi questa ripartenza, azione da manuale. L'attaccante si è trovato solo davanti al portiere e non si è fatto pregare. Hanno raddoppiato, adesso
sono avanti 2-0. Varagna metri verso l'area. Volevi. Dai, ma l'ho Ecco toccato. l'intervento dell'arbitro. C'è una punizione in arrivo per lui. Mi pare che Quello incassi gialli. in buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Giocatori in barriera provano a guadagnare qualche metro. Avanzano i giocatori e c'è il giallo. Ci può stare perché stavano guadagnando metri. Vabbè, giallo in culo forse. Intervento sicuro, una buona punizione. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Perdono palla. Varagna metri. Sventa qui la minaccia. Se Si fallo. ripartirà con il corner. Ah, ne fallo no, vero? Vabbè. Questo fa un bel gioco. Prova il cross. Va con i punti il portiere. Sprecano questo cross, nessun problema. C'è la regola del vantaggio e dunque si va avanti. Giusta decisione. Si avvicina all'area. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. No. Sono Pallone gambe. spettacolare, che apertura. Dai, Albi, larga Attenzione, però. potrebbe anche arrivare un cartellino. Rosso. Sono giallo, bene. 3 gialli. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Occhio, cerca l'area di rigore. Ecco il tiro. Hanno provato in qualche modo a rientrare in partita, ma non sono stati fortunati. Conclusione che si è spenta a lato per una questione di centimetri. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Alla girata sulla fascia. E il pallone se ne va via. C'è spazio per andare. Palla in area. Ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Sì. Buono il recupero, possono ricominciare. Lo salta di netto. E c'è la conclusione. Attaccante che era partito Come? tutto solo verso la porta avversaria, forse è arrivato Le un po' gambe, stanco al sì, tiro. ok. Aveva fatto tutto bene, tranne la conclusione. Sarebbe stata una ripartenza perfetta. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Occhio al cross. Ottima No. la chiusura difensiva. Grande recupero, attenzione. Prova a calciare. Ed è gol! Anzi, 3. Rete! Ennesimo gol subito oggi. Il portiere non è riuscito a dare minimamente sicurezza alla difesa. Ora conducono per 3-0. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Varagna metri verso l'area. No. Interviene con decisione, Cazzo. spedendo il pallone in out. La grafica ci mostra i corner fin qui. Ha spazio per tirare. Attaccante vicino al gol qui. Ha calciato la posizione defilata, non trovando la porta per una questione di centimetri. Questo è Fermato fallo. dal difensore. C'è un buon anticipo. Ancora 5 minuti da giocare. Varagna metri. Prova il cross. Pericolo, ecco il tiro. Gol solo sfiorato da parte dell'attaccante, lanciato da solo in contropiede. Palla che è uscita di poco. Buona comunque la sua iniziativa. Perfetto il lancio qui. Sarà battuto dunque un calcio di punizione. Diamo un'occhiata anche Stefano alle statistiche sui falli. Ci dicono che finora si tratta di una partita maschia. Beh.
Ci sono metri a disposizione. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ottimo pallone filtrante. Grande pallone verticale. C'è l'intervento di pugno. Buona l'intuizione. Prova ad andare. No. Fa su la palla con un intervento duro ma regolare. Problemi, Occhio al suo movimento. 8-0, raga. Parte il cross. Colpisce di testa. No. Fischia il direttore di gara con il match che si chiude sul 3-0. L'arbitro ha fatto fatica a contenere il livello agonistico di questo match. Sì, Pirlo. 4-3-3. No. Vabbè Luigi, 2000 sono arrivati i crediti. Iscrivi al mio canale. Mi sono iscritto Luigi. Forza, aspetta, ma guardo. Ah, ok, me l'ho scritto. C'è bug. Ok, adesso mi sono scritto Luigi. No, di solito mettimi il dislike, Luigi, mettimi like se mi hai messo tu. Ecco, bello. Luigi, hai messo tu il dislike. Se metti il like, se l'hai messo tu, bene. Ah, ok, grazie allora. Oh Luigi, guarda che c'è qua. Aspetta, metto a fuoco. Metto. Sembra pure epico. Qui dove sei Luigi? Sono di Catania. Questo è tutto questo. No. Ancora. Questo è top. Pronto. Vabbè. Penso spettatore, sei live, scrivi.
17. Partiti. Partiti, ok. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed equilibrio in ogni zona del campo. È Volevi, no? andato sul sicuro, Pier. Tocco orizzontale. Può servire un compagno. Ah, mamma mia. C'è spazio per andare. No. Cazzo. Schulz. Serve. Un tocco No. di troppo e il pallone è uscito. Io vado, buonanotte, che buonanotte Luigi, tranquillo. Però sto perdendo su Clash Royale, raga. Si avvicina all'area. Non devo perdere anche. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Ah, bastardo giocatore di merda. Si lotta sulla fascia, ruba palla. Ok. No, cosa ho fatto? Recuperano palla. Azione interrotta. Occhio, cerca l'area di rigore. E il pallone se ne va via. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Pallone che finisce in fallo laterale. Non devo perdere su Clash, no? Ho Palla girata perso, non sulla devo corsia. perdere. Ottimo il tocco. Mamma Si mia, riparte puttana di con una mamma, rimessa di al fondo. mamma. A metri a disposizione. Ok, sono da solo. Prova a calciare. Attenzione, il pallone è lì. E c'è il tiro. Angolo. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla in out. Sarà corner. Colpisce di testa. Buona la chiusura. Vai, bella chiusura. Che Ha un'autostrada a disposizione. brutto. Palla schizza via dopo il contrasto. Vabbè, schizzo. Occhio alla ripartenza. Spazio per il cross. Palla in area. No. Decisamente un brutto cross calibrato male. Punta l'area. Salta l'uomo. Crossa in mezzo. Cross, pericolo. Tutto. No, non cambiare così. Non cambiare perché non paga. Ma sempre. Facile qui per il portiere. No, Perso il dai, pallone. sì, qualcuno che entra. Vince il contrasto e recupera il pallone. Ragna metri. Ha spazio per tirare. Fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ha avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Arbitro che con grossa ingenuità qui concedono una punizione pericolosa. Carriera prova a guadagnare qualche metro. Pareggio che evidentemente non accontenta il pubblico di casa, che vorrebbe la vittoria e sembra indispettito dalle perdite di tempo della squadra ospite. È chiaro che per loro sarebbe un ottimo risultato e stanno cercando di portarlo fino in fondo con tutti i mezzi.
scivola oltre la linea, dunque sarà rinvio dal fondo. Schulz si avvicina all'area, la mette in area, ottimo intervento del difensore. E il pallone se ne va via. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Perde palla. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione al cross. Sicuro il portiere, buona la fuoriuscita. C'è spazio davanti. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Stato fermato dal difensore. Guadagna metri verso l'area. Grande 1 contro 1. Tiene botta nel duello fisico e controlla il pallone. Va di testa, pallone sul fondo. Buona occasione, dato il bersaglio. Si ripartirà con un calcio di punizione. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Ci sono metri a disposizione. Traversone in area, l'anticipo sul pallone. Chop. Palla vagante. Riconquista il possesso di palla. Chop. Ci saranno da recuperare 3 minuti come Arriva l'intervento dell'arbitro. Occhio al suo movimento. Ha spazio, prova e il portiere para il tuffo. E l'arbitro manda tutti. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Chop. Ha un'autostrada a disposizione. Chop! Riesce benissimo sui piedi il portiere. E questa è un'ottima scelta di tempo. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Punta l'area. Ferma ma non controlla. Ottimo intervento del difensore che la mette in corner.
C'è un giocatore a terra, potrebbe trattarsi di un problema muscolare. C'è il traversone, buon intervento difensivo, ha il pallone del possibile vantaggio, questo poteva essere il gol del vantaggio. Contrasto riuscito, palla che rotola via. C'è il tocco sulla fascia.